Sempre presente al fianco degli ammalati, discreta, capace di un bene che non fa rumore, consegnato alla Gianellina Suor Adalgisa Truffelli l'edizione 2019 del premio Bontà Don Nando Negri. Inaugurata a Rapallo la nuova passerella pedonale sul torrente Boate, collega via Milano e via Torino, rendendo anche più facile l'accesso alla nuova chiesa di Sant'Anna. Celebrata nella casa di reclusione di Chiavari la festa della polizia penitenziaria, il comandante ha ricordato che il compito del corpo è garantire la speranza ai detenuti. Una zona verde, attrazioni, giochi e un nuovo arredo pubblico. Look innovativo per Piazza dei Pescatori a Gattorna di Moconesi. L'intervento si avvia alla conclusione, l'opera costata 350.000 euro. Proseguono a Rapallo i lavori di dragaggio nei pressi del Molo dei Primieri. L'obiettivo è di ripristinare entro la seconda metà del mese di luglio l'attracco per i battelli turistici. Estorcevano denaro con falsi profili social, arrestati dalla polizia di Genova 4 malviventi residenti nel napoletano. Una delle vittime viveva nel Tigullio. Nuova sede per l'INPS di Chiavari, lasciati gli spazi di via Castagnola, gli uffici hanno riaperto nell'ala ovest al quarto piano del nuovo Palazzo di Giustizia, invariati gli orari al pubblico. Niente oggetti di plastica usa e getta a Rapallo. Dal 7 gennaio 2020 messi al bando bicchieri, posate, piatti, cannucce e sacchetti. La decisione unanime del Consiglio Comunale. La scatola magica, il campus estivo curato dal Consorzio Tassano e Cinemovel Foundation, ha coinvolto 25 ragazzi dagli 11 ai 14 anni a Santa Margherita Ligure. Obiettivo: stimolare la creatività attraverso nuovi linguaggi. In piena attività le 2 piscine comunali di Lumarzo e Cicagna, valida alternativa per sfuggire al caldo di questa estate, e sono molto apprezzate dagli abitanti della Val Fontana Buona. Si è chiusa la fase istruttoria per la nuova capitaneria di porto a Santa Margherita Ligure. Per ripristinare i danni della mareggiata si attende ora il via alla gara di appalto. Anche Lavagna avrà la sua spiaggia per tutti, allestito uno spazio con accesso e servizi per le persone disabili in un tratto del litorale davanti al Parco Tigullio, in campo villaggio e Anfas. Nasce Gianelli Campus, il nuovo liceo scientifico sportivo gestito nell'ambito del villaggio del ragazzo. La diocesi in prima linea con il sostegno di società sportive e privati. Un saluto a tutti, bentrovati all'appuntamento con il TG guardando la settimana, la nostra rassegna dei principali fatti accaduti nel Tigullio negli ultimi 7 giorni. Iniziamo dalla giornata di lunedì, vi parliamo della consegna dell'edizione 2019 del premio Bontà Don Nando Negri. La cerimonia si è svolta al villaggio del ragazzo. Quest'anno è stata premiata la suora Gianellina Adalgisa Truffelli, sempre presente al fianco degli ammalati. Vediamo. Sempre presente al fianco degli ammalati, vicina ai sacerdoti infermi, nelle case di riposo e nelle abitazioni private. Per questi motivi il premio Bontà 2019 è stato assegnato alla suora Gianellina Adalgisa Truffelli. La religiosa porta nel cuore l'impronta di un incontro, quello con Don Nando Negri, con il quale ha avuto un legame di particolare spiritualità. Quello che abbiamo potuto l'abbiamo fatto sempre per amore e per amore dei malati, dei poveri, eccetera, ma nella piena disponibilità, nella semplicità, seguendo quello che il Signore ci dava di aiuto, perché sempre si è fatto qualcosa perché Lui sempre mi ha aiutato. Non l'ho fatto Lui, io. È Lui che si è servito di me, Cencetto, per fare. È facile voler bene a Suor Adalgisa perché lei ovunque passa distribuisce, consegna bene, consegna carezze, consegna preghiere, accompagna le persone nei momenti di maggiore difficoltà. Donna discreta, capace di un bene che non fa rumore, Suor Adalgisa ha ricevuto riconoscimento al villaggio del ragazzo, subito dopo la messa celebrata dal vescovo. Nell'occasione è stata ricordata la sua dedizione per la formazione del personale infermieristico. Insomma, un esempio per tanti, ad incominciare dalla sua famiglia. La zia è sempre stata un esempio, è sempre stata vicina a noi tutti in famiglia. Se c'era un problema, la prima ad essere avvisata per qualche motivo era lei. Condivideva con noi tutto. Al termine della cerimonia sono stati consegnati gli attestati di qualifica ai ragazzi che hanno seguito e concluso la formazione professionale. Siamo contenti, è stato l'ultimo anno soprattutto molto bello e è stata una bella esperienza tutti questi 3 anni che abbiamo frequentato al villaggio. Questo corso è stato molto bello per i diversi laboratori
diversi, sicuramente impari molte cose e diciamo che è da consigliare. Ecco. Anche grazie agli insegnanti e allo stage che abbiamo fatto e mi sono trovata molto bene, anche io ho deciso di continuare gli studi, però iniziare già a lavorare perché è una cosa anche importante quello. Andiamo adesso a Rapallo perché è stata inaugurata la nuova passerella pedonale che collega via Milano con via Torino, rende anche più facile l'accesso alla chiesa di Sant'Anna. E poi a Chiavari invece si è celebrata la festa della polizia penitenziaria. Il comandante ha ricordato che il compito del corpo è garantire la speranza ai detenuti. Vediamo i servizi. Una persona che aveva espresso molti anni fa, parliamo degli anni 70, la richiesta ripetutamente di affrontare questo problema e oggi abbiamo pensato che insomma, lo vogliamo ricordare così. Sarà intitolata a Giacomo Maggiolo, ex vice sindaco di Rapallo e negli anni 70 tra i primi ad aver pensato un collegamento tra via Milano e via Torino. Ora che questo progetto è diventato realtà, l'amministrazione comunale ha deciso di dedicargli l'opera benedetta inaugurata con una grande festa. Pronti? Via! In un'epoca nella quale si tende a costruire muri, separazioni, è bello inaugurare una passerella, un piccolo ponte che unirà via Milano con via Torino e sarà un nuovo accesso per la nostra chiesa parrocchiale che nel 2016 abbiamo dedicato e inaugurato. Un momento importante per la città di Rapallo ma anche per il gruppo Coop che ci ha messo del suo a realizzare questa passerella. Sì, nel 2015 a luglio quando aprimmo il supermercato, nella prima fase di un'apertura più ridotta, nei rapporti con l'amministrazione ci fu richiesto e noi accettammo di realizzare quest'opera, diciamo, di donare alla comunità di Rapallo quest'opera. Abbiamo aperto qui a Rapallo per uno spirito di servizio nei confronti dei nostri soci, innanzitutto, e poi nei confronti di tutti i cittadini di Rapallo. Diciamo, con quest'opera completiamo questo sforzo di contribuire a migliorare con la nostra presenza anche la città nel suo insieme. Qual è il valore di questo momento per tutti voi? È un momento per celebrarsi, per ricordare cosa abbiamo fatto, cosa dovremmo fare e quindi anche ciò che magari ci sfugge tutti i giorni quando torniamo a casa, che siamo stanchi e non pensiamo a quello che abbiamo fatto, oggi è il momento di ripensarci e di dire che abbiamo fatto un buon lavoro. Possiamo ricordare qual è la fatica del vostro lavoro? Dover essere sempre vigili, attenti e ogni giorno può sempre accadere qualcosa per cui non dobbiamo mai abbassare la guardia, che non vuol dire essere col fiato sul collo a tutte le situazioni, ma avere sempre la cognizione che tutti i giorni c'è un lavoro da portare avanti senza lasciare che le cose non siano accuratamente verificate, perché potrebbe sempre esserci qualche problema. Quindi un buon poliziotto penitenziario secondo lei come dovrebbe comportarsi? Occhio vigile, attenzione, sempre il senso dell'umanità perché quello non deve mai mancare e comunque una predisposizione verso il dialogo e la comprensione che non deve mancare neanche nei casi in cui possono accadere situazioni spiacevoli o contrarie alla legge. Potremmo dire che la vostra missione ha quasi una duplice anima, da una parte il controllo rispetto alla legge e dall'altro l'attenzione alla persona. Questa è la bellezza e la difficoltà, quindi questa doppia anima ci rende fieri e ci rende anche sempre più operativi per tutte le vicende che possono accadere. Tornando proprio sull'aspetto umano, questi sono giorni in cui si arrivano i risultati degli esami di maturità, anche la casa circondariale è interessata, possiamo dire come? Abbiamo avuto gli esami, cioè il percorso scolastico durante tutto l'anno scolastico 2018-2019, abbiamo avuto gli esami che hanno interessato sia la scuola media che la scuola superiore e l'unico candidato, ma per una mera questione statistica che ha partecipato, ha passato l'esame, quindi ha avuto la sua soddisfazione di aver visto la propria progressione nella educazione scolastica e quindi di ottenere il diploma di scuola superiore. Andiamo adesso in Fontana Buona a Moconesi, a Gattorna per la precisione, dove si stanno ultimando i lavori nella nuova piazza dei pescatori che sarà dotata di nuovi servizi, posti, auto ma anche spazi per il divertimento dei più piccoli. E a Rapallo invece proseguono i lavori di dragaggio al molo dei Premieri. Vediamo.
Una zona verde, attrazioni, giochi e nuovo arredo pubblico. Look innovativo per Piazza dei Pescatori a Gattorna. L'intervento si avvia alla conclusione. Il taglio del nastro, secondo la giunta Dondero, potrebbe avvenire già per la festa di San Giacomo, il 25 luglio. L'area ha una superficie di 2.500 m² e si trova tra la statale 225 e il torrente Lavagna. Prevede sia la presenza di parcheggi, presenza di arredo urbano, un'area per il weekend dove può essere fatto un picnic e poi anche un'area che permette di scendere addirittura in alveo con la vivibilità della cascata che, diciamo così, ripercorre un po' quello che era la vita di questa piazza anche 70-80 anni fa. Nella nuova Piazza dei Pescatori è stato adibito uno spazio di oltre 100 m² per l'installazione di una struttura che ospiterà riunioni, sagre, mostre e feste, un vero e proprio punto di riferimento per la vita sociale del paese. Per realizzare un sacco di feste, tra cui quelle del Comitato Bassa Gattorna, che è, diciamo, una delle realtà di questa frazione, e poi comunque tante altre iniziative come possono essere la festa del giocattolo, quella che si faceva una volta, che vogliamo andare a ripristinare, e poi tutte le altre feste e altre manifestazioni. A fianco alla piazza poi sta sorgendo un impianto sportivo a disposizione delle nuove generazioni e non solo, dove si potranno praticare pallavolo, calcio e basket. Il campetto ha alle spalle una storia di generosità. Dobbiamo ringraziare il dottor Giuseppe Basso detto Rudi, al quale ho personalmente, apro virgolette, rotto le scatole chiedendogli che mi regalasse un pezzo di terreno sotto la sua abitazione, perché a Gattorna in questo momento manca un campetto per i bambini per poter giocare tranquillamente con 2 porti tra 2 calci. Allora ho chiesto proprio al mio medico se mi regalava questo terreno, un parco giochi per i bambini. Ovviamente lo ringrazieremo, verrà dedicata una targa ai suoi genitori perché lo ha fatto in memoria dei suoi genitori, e questa è una bella cosa e ci farà piacere farlo. La draga sulla chiatta galleggiante lavora senza sosta a pochi metri da quello che resta del molo dei Primieri a Rapallo. Da alcuni giorni sono iniziati i lavori che inizialmente in modo parziale dovranno ripristinare l'approdo per i battelli turistici in partenza dal golfo, andato distrutto dalla mareggiata del 29 ottobre scorso. L'obiettivo è quello di abbassare il livello del fondale per permettere l'attracco dei battelli, un primo intervento finanziato dal Comune, accanto al quale si andrà subito ad inserire quello di ripristino del molo, per il quale il Consorzio Marittimo del Tigullio ha messo in campo 20.000 euro di fondi propri, risorse che il Consorzio mette di tasca propria, ha spiegato il presidente Sergio Michelini, per il ripristino della pavimentazione del molo, la ricostruzione della biglietteria e il rifacimento di muretti, paletti e delle cime. Sono iniziati già da circa una settimana i lavori di scavo per l'accesso dei battelli al molo dei Primieri, molo che verrà ripristinato in un primo momento da parte della cooperativa dei battelli, per poi a settembre i lavori più importanti da parte del provveditorato delle opere pubbliche. È già una settimana che la chiatta è in zona, che sta scavando. Quando si potrà rendere parzialmente operativo quest'area? Diciamo che l'obiettivo è tra circa una settimana, massimo 20 di luglio, avere la possibilità dei primi attracchi. Intanto sul lungomare anche il San Francesco è stato riaperto, la soletta ai pedoni. Quando si potrà fare il collaudo? Si sta lavorando per arrivare anche alla riapertura completa. Per le feste di luglio, con delle corse notevoli, siamo riusciti a completare l'asfaltatura della soletta del San Francesco e poterlo aprire a livello pedonale. In questi giorni sono in corso i contatti con la ditta sia dei lavori sia la ditta a cui è stato appaltato il collaudo, per permettere nei prossimi 15 giorni di concludere le opere che hanno più un aspetto burocratico che di sostanza, però dovrebbero fare la prova di carico a giorni. La cronaca adesso con l'operazione della Polizia di Genova che ha arrestato 4 residenti nel napoletano che escogitavano truffe via social network. Una delle vittime risiede proprio nel Tigullio. E poi a Chiavari ha cambiato sede l'agenzia di Chiavari dell'INPS, si è spostata da via Castagnola al 4° piano di quello che era il Palazzo di Giustizia, il nuovo Palazzo di Giustizia. Siamo andati a vedere. Truffe online e truffe sul portone di casa. Attenzione anche in questi giorni d'estate ai raggiri reali e virtuali. Nel caso di Internet, una persona del Tigullio è stata soggiogata per circa 3 anni e ha corrisposto complessivamente 300.000 euro. I responsabili, una banda di 4 malviventi, sono stati scoperti dalla Polizia di Stato di Genova e arrestati stamani all'alba nel napoletano con l'accusa di estorsione aggravata. Ecco come avveniva l'imbroglio.
Creando falsi profili di giovani donne su un social network, i 4 entravano in contatto con le vittime, conquistando la loro fiducia e passando subito dopo a ricattarle. In seguito i truffatori le ricontattavano, fingendo questa volta di appartenere alle forze dell'ordine, inducendole a credere di aver avuto contatti virtuali con minorenni e così li minacciavano di denunciarli se non avessero corrisposto ingenti somme di denaro. 2 le vittime, ad oggi individuate con certezza dalla polizia. Oltre a quella residente nel Tigullio c'è un commerciante della provincia di Pavia. I consigli per evitare fregature anche pesanti sono sempre gli stessi: fare attenzione, denunciare i tentativi di ricatto, sapere che le forze dell'ordine non chiedono soldi. Occhio però anche alle truffe fisiche. In questi giorni al commissariato di Chiavari sono giunte 3-4 segnalazioni e un paio di denunce relative, almeno in un caso, ad uno stabile di Corso Dante. 2 ragazzi sono andati di porta in porta spiegando di dover controllare l'impianto del gas. In 2 casi sono riusciti ad installare dei dispositivi facendosi dare intorno ai 400 euro. La polizia segue il caso. Si tratta di società che operano al limite, dicono dal commissariato. Le imprese esistono sul serio e di solito si fanno annunciare con cartelli affissi al portone del palazzo. Le indagini si muovono dunque in un'altra direzione: verificare cioè se gli operatori hanno chiesto più soldi o fatto firmare qualcosa di truffaldino. Può accadere, spiega la polizia, a seconda di chi si trovano davanti, un anziano ad esempio, e così tentano il colpo. La polizia ricorda che entro 14 giorni un contratto può essere rescisso, di non usare mai i contanti e di chiedere aiuto alle associazioni di categoria. Primo giorno operativo per la nuova sede dell'agenzia di Chiavari dell'INPS. Lasciati dopo quasi 30 anni i locali di via Castagnola, l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale si è trasferito al 4º piano dell'ala ovest del nuovo Palazzo di Giustizia. Nei giorni scorsi gli sportelli sono rimasti chiusi per permettere alla ditta incaricata di effettuare il trasloco, che si è concluso ieri. Fino a questa mattina mancava soltanto qualche elemento di arredo, ma i servizi al pubblico hanno ripreso completamente la loro attività. Ad un anno esatto dal trasferimento dell'ufficio delle Agenzia delle Entrate, dunque, un'altra realtà di servizi si è insediata in quello che doveva essere la sede del Tribunale di Chiavari, chiuso a settembre del 2013 per essere accorpato con gli uffici giudiziari di Genova. All'appello ad oggi manca solo la Guardia di Finanza, che prossimamente dovrebbe andare ad occupare il 6º e il 7º e ultimo piano della struttura. Nei prossimi mesi dovrebbero partire i lavori per allestire gli uffici e i locali, che saranno riconvertiti in alloggi per i militari in servizio. L'Agenzia delle Entrate occupa invece buona parte dell'ala est, mentre al piano terra sono aperti gli uffici del giudice di pace e lo sportello di prossimità. A completare il quadro dei servizi, gli sportelli del catasto, quelli di Equitalia e la conservatoria dei registri immobiliari. Per quanto riguarda l'operatività degli uffici dell'INPS, a cui si accede attraverso l'ascensore di destra, il cambio di sede non è l'unica novità che interessa l'agenzia di Chiavari. Se i servizi di sportello e gli orari di apertura restano gli stessi, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30, il mercoledì e il venerdì però solo su appuntamento, è stato trasferito temporaneamente a Sestri Levante il centro medico legale dell'INPS, oggi ricollocato al 3º piano dell'ospedale di Sestri Levante. Anche in questo caso gli orari di apertura restano invariati, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30. La politica amministrativa. Nei telegiornali di venerdì abbiamo parlato della decisione del comune di Rapallo di bandire i prodotti in plastica usa e getta a partire da gennaio del 2020. A Santa Margherita Ligure l'esperienza del campus, la scatola magica portata avanti dal Consorzio Tassano, e a Lumarzo e Cicagna siamo andati a vedere come funzionano le 2 piscine comunali. Vediamo tutti i servizi. Rapallo anticipa la messa al bando degli oggetti di plastica usa e getta. Dal 7 gennaio 2020 le attività commerciali e artigianali, gli ambulanti, ma anche gli organizzatori di feste, sagre, pranzi all'aperto non potranno utilizzare piatti, bicchieri, posate, sacchetti e cannucce di plastica usa e getta. Sì, invece, ad oggetti biodegradabili, compostabili o riutilizzabili. È la decisione approvata in maniera unanime dal Consiglio Comunale di ieri sera, che ha approvato un ordine del giorno condiviso e sottoscritto da tutti i capigruppo, 5 di maggioranza e 2 di opposizione, che hanno a loro volta ritirato i precedenti ordini del giorno sul tema. La sollecitazione iniziale è stata della consigliera del Movimento 5 Stelle Isabella De Benedetti, che ha invitato Rapallo ad essere la prima città del Tigullio plastic free, sulla scorta di esperienze analoghe nello Spezzino. Invito raccolto dagli altri consiglieri, sebbene con qualche distinguo appianato nel corso della discussione. In precedenza il presidente del Consiglio Comunale Mentore Campodonico ha letto le deleghe assegnate a Giunta e Consiglio
consiglieri. Il sindaco Carlo Bagnasco ha tenuto per sé urbanistica, affari generali e cultura. Il vice sindaco Pier Giorgio Brigati, servizi sociali, tradizioni e volontariato. Gli assessori Antonella Onzo bilancio, patrimonio, servizi finanziari, Elisabetta Lai turismo, Filippo Lasigno lavori pubblici, Franco Parodi personale, polizia locale, viabilità, sicurezza, protezione civile, fondi europei. I consiglieri comunali: Salvatore Alongi ha ricevuto l'incarico a Sanità e Igiene, Maria Cristina Ardito a Castelli e Musei, Eugenio Brasei Edilizia Privata, Anagrafe, Studio Autostilo Piazza 4 Novembre, Alessandra Ferrara Mobilità Aziende Partecipate, Giuseppe Candido Servizi Tecnologici, Maurizio Malerba Parchi, Giardini, Cimiteri, Laura Mastrangelo Pubblica Istruzione, Vittorio Pellerano Sport, Fabio Proietto Frazione Demanio Ambiente, Elisabetta Ricci Pari Opportunità Politiche Familiari, Biblioteca e Ludoteca, Andrea Rizzi, Nettezza Urbana, Giorgio Tasso, Commercio, Artigianato, Attività Produttive, Pubblici Esercizi, Daniele Trucco, Politiche Giovanili, Politiche Green, Tutela degli Animali. Il Consiglio Comunale ha eletto le commissioni consigliari permanenti che verranno convocate lunedì per l'elezione di Presidente e Segretario. Stimolare la creatività dei ragazzi con attività di gruppo che sviluppino le loro capacità tecnico-artistiche. Questo l'obiettivo dei formatori del campus, che guidano i partecipanti attraverso le varie fasi di creazione di un cortometraggio incentrato su Leonardo da Vinci e le sue opere. E li coinvolgono in attività come ad esempio in questo caso specifico l'educazione ai media, la creazione di un cortometraggio, di un video, come montare video, ma anche laboratori teatrali, come avete potuto vedere, varie attività teatrali che aiutano a collaborare, a crescere insieme, anche se sono tutti ragazzi che non si conoscono tra di loro, quindi li aiuta a crescere. Ci concentriamo sulla conoscenza reciproca del gruppo stesso, qualora i bambini non si conoscessero, e sul creare un clima di fiducia reciproca necessario proprio per creare le fondamenta utili alla creazione, attraverso esercizi sulla fiducia l'un con l'altro e sensoriali. Si riscontra, diciamo, una difficoltà che in questo caso è quasi transgenerazionale, nel senso che a qualsiasi età vi sono delle inibizioni e una prudenza anche per certi versi sana. Durante gli esercizi però tutti questi limiti vengono superati abbastanza facilmente, ovviamente con un po' di tempo. Il campus introduce i giovani ad alcune delle nuove tecnologie e alla pratica delle arti visive e performative, sia per sperimentare nuovi linguaggi, sia per favorire le loro capacità espressive e aiutarli a scoprire le proprie attitudini. La cosa che mi piace di più è comunque anche instaurare un rapporto con gli altri, iniziare a fare attività mai fatte, che fatte con persone conosciute possono essere diverse, però anche con persone sconosciute crei un legame facendo delle attività, in questo caso molto particolari. Quindi comunque a me è anche molto piaciuto fare queste attività e secondo me, a parere mio, è più divertente farle con persone che non conosci, perché puoi instaurare nuovi rapporti facendo queste attività. Per molti residenti in valle sono state la salvezza dalle temperature record della scorsa settimana. In ogni caso, le due piscine comunali della Fontana Buona, quella di Lumarzo e quella di Cicagna, sono una valida alternativa per chi non vuole percorrere decine di chilometri per raggiungere il mare e trascorrere in pieno relax anche un semplice pomeriggio. Le due strutture, attive ormai da alcuni anni, hanno aperto ormai da giorni e hanno fatto registrare da subito il pienone di accessi, come quella di Lumarzo, che ritrova la gestione delle 3 passate stagioni ed è stata oggetto di un profondo intervento di riqualificazione che l'ha resa maggiormente fruibile anche ai più piccini. Il pavimento completamente rifatto, sono stati fatti dei lavori anche ai filtri, tutti i muretti di recinzione e di contenimento e anche la nuova uscita di emergenza. Anche le docce sono state rifatte e gli spogliatoi? Sì, esatto, anche le docce sono state fatte quest'anno, gli spogliatoi sono stati soltanto rinfrescati perché erano stati fatti qualche anno fa. Tanti bambini che vediamo, quindi un punto di riferimento, di ritrovo per questi ragazzi che evitano così di scendere al mare.
Esatto, è un punto di ritrovo per tutti, grandi e piccini, soprattutto per i bambini, il servizio è comodo, c'è il bagnino, quindi è una cosa abbastanza pratica anche per i genitori. Una nuova gestione invece, anche in questo caso molto apprezzata, per la piscina di Cicagna, che ha potuto riaprire grazie all'accordo tra il comune e la curatela che sta seguendo il fallimento della precedente società affidataria della struttura. Ad arricchire l'offerta una piccola vasca idromassaggio e numerosi corsi di nuoto e acqua gym. Corsi di acqua gym e corsi di nuoto per piccini e per adulti, servizio bar, servizio di compleanni, si possono organizzare feste e tante altre belle iniziative. Quest'anno è stata veramente una bella riscoperta di questa piscina. Anche perché il caldo, le alte temperature si sono fatte sentire, è un'occasione per trovare un po' di refrigerio. Sì, diciamo che le temperature hanno agevolato anche, però possiamo riscontrare un servizio veramente eccelso. Siamo così arrivati alla giornata di sabato, abbiamo fatto il punto sull'intervento di ripristino dei locali della sede della Capitaneria di Porto a Santa Margherita Ligure, distrutti dalla mareggiata, dovrebbero essere rinaugurati e riaperti entro Pasqua del 2020. A Lavagna poi partirà lunedì la spiaggia per tutti, uno spazio accessibile alle persone con disabilità con servizi e attrezzature idonee. Vediamo. Si è chiusa la fase istruttoria per la messa in sicurezza della Capitaneria di Porto di Santa Margherita Ligure. A 9 mesi circa dalla mareggiata di ottobre il progetto entra nella fase finale. La palla è ora in mano al Provveditorato delle Opere Pubbliche, che nei prossimi giorni chiuderà la conferenza dei servizi, non prima di aver incamerato il via libera della sovrintendenza. A quel punto partirà la gara d'appalto dei lavori, che dovrebbe concludersi, se non ci saranno intoppi, per ottobre. A quel punto la nuova Capitaneria di Santa Margherita Ligure dovrebbe vedere la luce dopo 8 mesi di cantiere. Il nostro obiettivo è quello di cercare di essere operativi ovviamente prima dell'inizio della prossima stagione, quindi parliamo di prima della prossima Pasqua, perché poi sappiamo benissimo che quello è il periodo in cui parte la stagione turistica, in maniera tale da poter essere ancora più efficienti ed efficaci nell'espletamento dei servizi di istituto. In questo periodo non si è perso tempo, è stato necessario arrivare al miglior progetto possibile di restyling della Capitaneria di Porto, una fase delicata e non meno importante della mera esecuzione dei lavori. Soprattutto si è fatto tesoro dei danni causati dalla mareggiata. Quello che verrà attuato dunque non è soltanto un ripristino degli ambienti, ma una vera e propria messa in sicurezza, con novità a prova di mareggiata. Fondamentale è stata la collaborazione di tutti gli enti coinvolti, a cui va il ringraziamento del comandante Piras. Si sono fatti carico, nell'esercizio delle proprie competenze, di fornire tutti quei suggerimenti e quegli accorgimenti tecnico-strutturali funzionali ad avere una sede che appunto sia molto più sicura e soprattutto più confacente alle esigenze pubbliche che poi sono connesse ai servizi di istituto che assicuriamo. Quindi una fra tutte, avere delle uscite d'emergenza assolutamente sicure, ulteriori uscite d'emergenza, piuttosto che avere una sala operativa che garantisca anche una visuale diretta sullo specchio acqueo-portuale, credo che sia uno degli elementi più importanti che poi sono stati messi sul tavolo e quindi hanno assunto una priorità determinante nella valutazione del progetto. Anche Lavagna avrà una spiaggia per tutti, unendosi agli esempi di Sestri Levante e Chiavari, chiudendo il cerchio. Anche l'amministrazione lavagnese ha deciso di allestire una porzione di spiaggia libera del suo litorale con attrezzature e servizi destinati alle persone con disabilità. Il tratto di costa scelto è quello davanti al Parco Tigullio, raggiungibile grazie al sottopasso e alla discesa già utilizzabili dalle carrozzine. Da lunedì alla passerella già installata in questi giorni si affiancheranno ombrelloni e piattaforme per favorire la mobilità sulla sabbia e sedie rialzate per rilassarsi e una per accedere in acqua. L'accessibilità è un diritto e questo inizio di progetto deve essere uno stimolo per Lavagna per continuare in questa direttiva. Importante anche fare rete con le associazioni che si occupano di disabilità proprio per raggiungere al meglio l'obiettivo. Accessibilità, cioè quindi sociale e turismo, devono camminare insieme. La progettazione dell'area attrezzata ha visto la collaborazione dell'associazione Noi Andiamo. Il servizio di spiaggia per disabili può contare anche su quella del Villaggio del Ragazzo e di Anfas Tigullio Est, che garantiranno la presenza di loro operatori e un'esperienza maturata in questi anni con la spiaggia per tutti di Chiavari. Ci è stato chiesto di collaborare nell'organizzazione anche un po' in corsa di questa spiaggia, lo facciamo volentieri, lo facciamo insieme all'Anfas di Chiavari, che è l'associazione
temporanea d'impresa che abbiamo realizzato per la gestione della spiaggia per tutti, la città di Chiavari, che ormai è un'esperienza di 3 anni. Chi sarà presente sul posto, quali servizi offerti? Allora, sul posto saranno presenti degli operatori sia la mattina dalle 9:30 alle 12:30 che il pomeriggio dalle 15:30 alle 19, mi pare degli operatori, un operatore dell'ANFAS, un operatore del villaggio, per accogliere le persone. La cosa importante è che la spiaggia sia fruibile senza barriere architettoniche, così sarà, si potrà accedere tramite scivolo, ci sarà una passerella e poi ci sarà una zona con dei piastrelloni che faciliterà il passaggio eventualmente per le persone con disabilità motorie dalla loro carrozzina alle carrozzine che sono messe a disposizione per l'accesso al mare. Siamo così arrivati al termine di questa edizione del TG Guardando la Settimana. La linea adesso al nostro approfondimento. Vi parliamo questa settimana della presentazione del nuovo liceo sportivo Gianelli. È stata fatta in settimana, coinvolte anche diverse realtà sportive e societarie del nostro territorio e il coinvolgimento dei privati. A parlare anche il vescovo, Monsignor Alberto Tanasini. Il TG Guardando la Settimana si conclude al termine. L'appuntamento torna tra 7 giorni. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento di giornata. Gianelli Campus è il nuovo liceo scientifico sportivo presentato a Chiavari. La nuova gestione è affidata a un'impresa sociale costituita nell'ambito del Villaggio del Ragazzo. Nel consiglio di amministrazione, prete Rinaldo Rocca, presidente, Nicola Visconti, amministratore delegato, Don Paolo Zanandreis, Don Alberto Gastaldi e Rosanna D'Antona. L'impresa economicamente è deficitaria. E la previsione di spesa per quest'anno è micidiale. Se non avessimo trovato gli sponsor che si sono fidati del vescovo, del villaggio e del progetto educativo, non stava in piedi ed era impossibile fare nonostante la retta. Superate questa difficoltà è chiaro che io, che ero il primo restio, sono diventato anche il più coinvolto dai miei collaboratori che hanno lavorato molto e ho detto ci metto la faccia, la presenza, quello che sono, quello che è il villaggio, perché se c'è il presidente del villaggio è così. Il progetto educativo e didattico del Gianelli Campus è stato preparato da Don Alberto e Don Paolo e da un gruppo di docenti con una lunga esperienza nel mondo della scuola. Lidia Ramini, Daniela Loero, Stefania Marchino e Carla Zignaigo. Daniela Loero assumerà dal 1° settembre la guida del liceo. Prima c'è l'uomo sempre. Il ragazzo, lo studente è una persona in crescita che deve svilupparsi, deve ampliare tutte le proprie potenzialità, capacità, essere una persona aperta che desidera dare il suo contributo primo a costruire la propria vita e poi a fare un mondo migliore. Nel corso dell'incontro di presentazione, Don Paolo Zanandreis ha sottolineato che la proposta didattica sarà aperta con accessi adeguati al mondo universitario in Italia e all'estero, ma anche alle aziende del territorio. Sarà partecipata perché si avvarrà del sostegno di aziende che desiderano sostenere lo sviluppo attraverso le generazioni che saranno impegnate nell'economia della Liguria, basata su turismo, sport e gastronomia. Sarà una proposta umana perché gli studenti non siano inseriti in percorsi basati solo su processi e sulle performance, ma su valori umani forti come la capacità di comprendere e di interagire con l'altro e un'etica che consenta di acquisire la consapevolezza di essere individui in grado di incidere per la creazione di una società migliore. Verrà infine posta particolare attenzione ad altre competenze trasversali oggi determinanti: le lingue, la comunicazione e le capacità di saper affrontare situazioni complesse, saper lavorare in team, saper negoziare e molto altro ancora. Don Paolo Zanandreis ha inoltre spiegato che il Gianelli Campus cercherà sponsor compatibili con questi principi, che arricchiscano il patrimonio dei ragazzi con esperienze concrete, con scambi reciproci che siano in grado di rappresentare testimonianze di riferimento. Era l'ultima scuola superiore che rimaneva nel Tigullio. Tristemente ho visto chiudere delle scuole superiori una dopo l'altra e in quel momento non avrei saputo come intervenire. Ho saputo di altre scuole che sono state chiuse prima del mio arrivo, anche di valore. Ho pensato che almeno una scuola cattolica superiore dovesse essere mantenuta e ho cercato di impegnare la diocesi in questo impegno. Intanto voglio anche però dire che in questo modo io obbedisco a una linea che la Chiesa ci ha sempre tenuto a offrire la possibilità dell'insegnamento attraverso scuole cattoliche.
Forse noi abbiamo a volte visioni un po' ristrette da questo punto di vista. Le vediamo come scuole di elite. Teniamo conto che in tanti paesi le scuole cattoliche sono di prestigio e frequentate da grandi numeri di alunni non cattolici. Questo dice come la presenza della scuola cattolica sia portatrice di cultura, di formazione, di sostegno ai ragazzi e alle famiglie. E allora da questo punto di vista mi sento sostenuto in questa scelta. In questi 5 anni sono stato membro della Commissione Episcopale per la Scuola della Conferenza Episcopale Italiana. Sarebbe strano che proprio durante questo mandato non avessi fatto niente per sostenere una scuola cattolica.